Cari amici, ben ritrovati, nuova avventura di eventi del territorio. Quest'oggi siamo a Colmirano con il blocco di Alano di Piave, Diego Dalbon, il nostro carissimo inossidabile presidente del blocco. Ben ritrovato Diego, è un piacere averti qui. Raccontaci innanzitutto come nasce questa bellissima festa e raccontaci un attimino come si svolge anche. Siamo qui in questo borghetto, siamo nella piazza di Colmirano, una frazione di Alano, dove annualmente in questo periodo si festeggia il patrono della chiesetta qua vicino, San Giacomo. Sono più o meno una quarantina d'anni che viene fatta questa sagretta, diciamo, che viene fatta soprattutto per il territorio, per le persone del luogo. È una festa intima, quasi tutto il borgo e quasi tutte le persone si riuniscono qua a San Giacomo e ci si ritrova. Sono 2 giorni, il sabato e la domenica, dove si può mangiare, si possono gustare sicuramente dei prodotti del territorio. Stiamo cominciando da qualche anno a rifornirci da produttori locali che producono sicuramente materie prime di primissimo livello, che quindi è anche giusto dare a loro un'opportunità e farli conoscerli ovviamente. Devo dire che siamo fortunati, siamo in tanti, abbiamo la cucina piena e durante i montaggi eravamo in parecchie persone, quasi più di una ventina di persone, quindi vuol dire che è una festa sentita, ci credono e infatti la fatica è tanta, sono sfinito e quindi effettivamente però alla fine vedere tutte queste persone che si fermano a mangiare è una soddisfazione che non potete immaginare. Tengo a sottolineare che questa è stata un'estate molto attiva qui nel nostro territorio. Chiaramente anche noi abbiamo avuto delle difficoltà importanti dovute al Covid e quindi è stata comunque dura anche ripartire a livello del volontariato, ma quest'estate siamo riusciti a organizzare con la collaborazione delle varie associazioni praticamente un evento ogni settimana, che fosse con gli alpini, che fosse con la Proloco, che fosse con altre associazioni e quindi questo secondo me è assolutamente un bel segnale, insomma significa che il territorio è attivo, che ci tiene e va sottolineato anche l'aspetto di quest'anno qui alla Sagra, dove ci sono molti giovani. Siamo rimasti anche noi stupiti in positivo dall'ampia partecipazione. Sì, quest'anno noi compiamo 40 anni, infatti a novembre festeggeremo, dobbiamo ancora decidere la data, però la nostra intenzione è di fare una mostra nel quale mostreremo la nostra attività nei 40 anni, dagli inizi fino adesso. Dio, noi ti ringraziamo ancora di averci invitato, è stato veramente un piacere. Adesso ti lasciamo andare ai tuoi impegni in cucina e noi invece ci siederemo a degustare un ottimo piatto. La sinergia amministrazione comunale associazioni funziona e deve funzionare. Assolutamente, questo vale sia da un punto di vista dei semplici volontari, quindi a livello numerico, ma anche chiaramente anche con un sostegno economico che è fondamentale in questi casi. Come amministrazione per quanto possibile cerchiamo di andare incontro alle varie realtà e chiaramente anche cerchiamo di sostenerle. Vi voglio ricordare che a settembre, la quarta domenica, c'è un grande appuntamento che è il Giro delle Fontane, un evento ormai conosciuto in quasi tutto il Veneto perché c'è gente che viene dappertutto, nel quale si può fare un bel giro nella nostra conca a visitare le fontane. Il Giro delle Fontane è un tema, l'acqua, dove noi vogliamo far conoscere l'acqua, le sorgenti ed evitare lo spreco di questa preziosa risorsa.